Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giù e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, mamma mia quanto è bella la preghiera di questa domenica. Ecco, l'altro ieri abbiamo celebrato la festa della Candelora, fra un po' di giorni inizierà la Quaresima, ecco, il 14 di febbraio, il giorno di San Valentino, mercoledì delle ceneri, inizieremo il tempo più forte dell'anno. E sentite che meraviglia questa preghiera che la Santa Madre Chiesa ci fa rivolgere oggi al Signore. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia. Ecco, noi siamo la famiglia dei figli di Dio, la famiglia di Dio, tutti. Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, la grazia di Cristo, ecco, è con la grazia di Cristo che ci si sposa, ci si promette di essere fedeli sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Senza grazia di Cristo, com'è possibile, carissimi amici? Non è possibile. Ecco, unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te. Ecco, Signore, aiutaci sempre con la tua protezione. Ma la protezione di Dio non è la protezione dai guai che ci possono succedere, dagli imprevisti che ci possono capitare sempre, amici miei. Il Signore non ci ha promesso che ci evita le sofferenze. Anzi, nell'atto di consacrazione alla Madonna io dico sempre, Maria, tutte le sofferenze che tuo figlio sceglie per noi, per me, ecco, la mia stessa vita, affinché tu, o Maria, diventi la madre della Chiesa e Cristo doni a tutti gli uomini lo stesso gusto di vita nuova da donare, che hai donato a noi. Ecco, perché noi cristiani siamo chiamati a portare questa novità nel mondo. Ecco, allora iniziamo questo nostro incontro con lo slogan bellissimo di Papa Francesco, ecco. Peccatori sì, perché veniamo meno continuamente ai nostri doveri di creature di Dio, di uomini, ecco, di cristiani, ma speriamo di non corromperci. Ecco, peccatori sì, ma corrotti no. Dobbiamo desiderarla questa grazia. Allora il Signore ci deve proteggere da questa possibilità bruttissima che è la corruzione, che poi ci porta alla morte. Allora sentiamo Papa Francesco in questo, che sono le intenzioni del mese di febbraio contro la corruzione. Che hai? Cosa c'è alla base della schiavitù, della disoccupazione, dell'abbandono, ecco, dei beni comuni e della natura? C'è la corruzione, che è un processo mortale dei beni comuni, che nutre la cultura della morte. Guardate che immagini bruttissime, ecco. Perché la brama del potere e dell'avere non conosce limiti, i sordi. La corruzione non si combatte con il silenzio, dobbiamo parlarne, denunciarne i mali, comprenderla per poter mostrare la volontà di far valere la misericordia sulla meschinità, la bellezza
sul nulla. Ecco, preghiamo insieme perché coloro che hanno un potere materiale e spirituale non si lascino dominare dalla corruzione. Ecco, questa, carissimi amici, è la vera preghiera, non desiderare una vita lunga, una vita comoda, una vita piena di soddisfazioni, di successi, ma una vita che è protetta e custodita da Dio, come la vita di Gesù di Nazaret, di sua madre e di tutti quelli che lo hanno seguito, dei santi. I santi non è che hanno fatto una buona fine, pensiamo ai primissimi, no? Pietro e Paolo, uno giuvato a una croce, ma a Roma, e l'altro decapitato a Roma, i santi apostoli Pietro e Paolo, di cui festeggiamo il martirio il 29 giugno, però sono morti da santi, sono morti da figli di Dio, con lo Spirito di Cristo. Ecco, e non hanno conosciuto la corruzione della morte. Allora la Santa Madre Chiesa ci vuole aiutare anche ad avere sempre presente questa realtà che è la morte. Il Papa ne ha parlato in una sua omelia in questa settimana a casa Santa Marta. Quando preghiamo l'Ave Maria noi diciamo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi che siamo peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, che può venire a bussare da un momento all'altro, sempre alla vita nostra, alla vita dei nostri cari, alla vita dei nostri fratelli. Sentiamo. Ma c'è la tentazione del momento che si impadronisce della vita e ti porta ad andare girando nel momento, in questo labirinto egoistico del momento, senza futuro, sempre andata e ritorno, no? E il cammino finisce nella morte, tutti lo sappiamo. E per questo la Chiesa ha sempre cercato di far riflettere su questo fine nostro, la morte, no? Ecco, la Chiesa ha questo compito, ecco perché non è molto attraente, perché la Chiesa, come una brava madre, è la nostra vera madre, ci ricorda quelle cose che noi non vorremmo ricordare. Il fatto che siamo peccatori, quindi siamo egoisti, siamo invidiosetti, gelosi, mormoratori, ma soprattutto invidiosi e gelosi, possessivi. Siamo fragili, siamo deboli e poi facciamo a gara, come diciamo nella canzone, a gara a chi è più spirito, a chi è più bravo, a chi è il più ricco, a chi è più bello, è perché siamo malati e la Chiesa ci ricorda sempre che siamo peccatori, e poi che a Giove e a morì un giovane, sono cose che noi non vogliamo ricordare, ecco perché facciamo uso di sostanze che non sono solamente il fumo, la marijuana, le droghe, l'alcol, sono anche tutti gli attaccamenti che abbiamo alle nostre cose nella vita, che poi prima o poi, quando moriamo non ne portiamo niente, non ce lo dimentichiamo. La Chiesa ce lo ricorda, amici miei. E così muore. Noi, ciò che ci separa dall'altra dimensione è una parete sottilissima, la possiamo attraversare da un momento all'altro tutti e non lo dobbiamo dimenticare. Allora dobbiamo vivere questi nostri giorni sulla terra che non sappiamo, ecco, quanti ce ne rimangono, quanti turbamenti ancora continueremo ad avere durante questo cammino verso Dio, ecco, ma viverli con la compagnia di Cristo. La prima lettura di questa domenica ci fa vedere uno squarcio sulla sofferenza, senza la presenza di Cristo. Ecco, Giobbe dice: se mi corico dico ma quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Quanti nostri fratelli girano e rigirano? Oggi abbiamo telefonini, computer, televisione, quindi possiamo stare tutta la notte sempre con questa luce della televisione. I vicini di casa mia stanno sempre tutta la notte a qualsiasi ora mi alzo, vedo che la luce lampeggia, ecco, la televisione da dietro le persiane, ma non dormiamo.
I miei giorni scorrono più veloci di una spada, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita. Ecco, se non incontriamo Cristo, e Cristo crocifisso e risorto, è la domenica, e questo è il giorno in cui noi facciamo memoria in modo straordinario della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Amici miei, è dura, ma è veramente dura, ma dobbiamo chiedere al Signore quello che chiediamo oggi: risanaci, Signore, Dio della vita, perché il Signore ha il potere di risanarci, di rifarci di nuovo, e che questo ce l'ha solamente Dio, non ce l'abbiamo noi. Allora, prima di vedere il Vangelo di oggi, Papa Francesco mercoledì all'udienza è una catechesi sulla messa, sulla parola di Dio che dobbiamo ascoltare. Ecco, la parola di Dio che ci viene proclamata dalla Chiesa ogni giorno, ma in modo particolare la domenica. Sentiamo Papa Francesco. Ho sentito che c'è una notizia, legge il giornale perché è la notizia del giorno. No, la parola di Dio è la parola di Dio. Il giornale lo possiamo leggere dopo, ma lì si legge la parola di Dio. È il Signore che ci parla. Sostituire quella parola con altre cose impoveriscono e compromettono il dialogo tra Dio e il suo popolo in preghiera. Ecco, adesso accogliamo la parola di Dio, il Vangelo di questa domenica, la buona notizia di questa domenica. La buona notizia è che 2018 anni fa è venuto il Figlio di Dio qui sulla terra e ci sono le tracce della sua presenza, non di quello che ha fatto 2018 anni fa e quando è morto 1985 anni fa, no, ma quello che continua a fare oggi nel 2018, gennaio se n'è già andato, siamo al 4 di febbraio, allora ascoltiamo, accogliamo la parola di Dio, il Vangelo che ci viene proclamato, aiutati anche dalle immagini. Oggi abbiamo la lettura del Vangelo accompagnata dalle immagini che ci aiutano. È la descrizione di questa giornata di Gesù, che è una meraviglia ed è carica di tanti insegnamenti che speriamo che poi nella settimana possiamo riprendere personalmente e anche familiarmente, comunitariamente. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Che meraviglia, che meraviglia. Gesù ha questo potere di guarire i malati e di liberare dagli spiriti impuri di cui siamo tutti infetti, amici miei. Poi ci può essere qualcuno tra di noi che è infettato in modo pesante, a tal punto di essere posseduto dagli spiriti impuri, ecco, da questa realtà misteriosa che è il male, questa ribellione al Creatore, ecco. Ed è stupendo il Vangelo, ecco. È una giornata di Gesù, Gesù che esce dalla sinagoga e va a casa degli amici
va a casa di San Pietro, Simone e Andrea, fratelli, insieme agli altri 2 fratelli, Giacomo e Giovanni. Subito lo avvertono che la suocera di San Pietro era malata e Gesù va, la rialza e lei, una volta che la febbre gli passa, e si mette a servirli. Ecco. Gesù vorrebbe fare tanti miracoli anche nella nostra vita, perché abbiamo tutti questa febbre tante volte che ci blocca nel letto, ecco, è una metafora, no? Ci blocca, non ci fa fare quello che dobbiamo fare, il servire i nostri fratelli, perché Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e servirlo ognuno nella condizione, nella vocazione che ha, e poi goderlo nell'altro in paradiso. Ma se non incontriamo Gesù ci può capitare di rimanere paralizzati nelle nostre cose, nella nostra mentalità, nel nostro cerchio chiuso. Avete visto il Papa come ha parlato della morte? C'è gente che crede nella reincarnazione, che io poi mi rincarno già un pesce, già un animale, già una pianta, ma che sono tutte, non dico stupidaggini, perché sono tutte fantasie di noi uomini, che non prendiamo, non riusciamo a prendere sul serio l'ipotesi Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, il Figlio eterno di Dio, che ha assunto la nostra natura. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Allora guarisce e la suocera di Pietro si mette a servirli. Poi viene la sera, dopo il tramonto del sole, gli portano i malati, gli indemoniati, e lui li guarisce. Ma non soddisfatto ancora Gesù, la mattina presto si alza e solo, guardate, si ritira in un luogo deserto e la pregava. Lasciava gli apostoli, non è che le voleva legare a sé gli apostoli, i discepoli lo seguono, però si rendono: dove è andato? Dove è andato? Lo trovano che prega, ecco, e gli dicono: oh, Signore, ma tutti ti cercano. Ecco, Gesù non cerca gli applausi, non cerca i complimenti, cerca di salvare da questa ignoranza che abbiamo di Dio. Ecco, noi rimaniamo attaccati a questa conoscenza orizzontale che abbiamo, che ci fa molto male, perché il rimanere in questa dimensione orizzontale fa malissimo, amici miei, perché prima o poi, specialmente per quelli che stanno bene, prima o poi ci può essere tolto tutto. Allora Gesù non cade in questo inganno. Gesù, ricordiamoci che resiste alla tentazione, lo vedremo nel cammino di Quaresima, alla tentazione di cambiare le cose, cambiare le pietre in pane, resiste alla tentazione di fare gesti eclatanti che tutti quanti possano credere, e alla tentazione del potere, di dominare. Gesù rinuncia a queste tentazioni, ecco, e vive perché ha questa forza? Perché è in rapporto col Padre, ecco. Dice: andiamocene altrove nei villaggi perché io predichi anche là, per questo sono venuto. Gesù è venuto a predicare che Dio è nostro Padre e che ha misericordia di ognuno di noi, specialmente quelli che siamo potuti incappare nei briganti, ecco, nel male, nel peccato, quindi abbiamo potuto subire i peccati degli altri, perché tanti bambini, tanti ragazzi, prima di diventare carnefici e di fare male agli altri, ma delle volte lo riceviamo, prima siamo vittime e poi possiamo diventare carnefici, a meno che non incontriamo Gesù, che incomincia questa esperienza di guarigione dal male. Allora, qual è l'arma che noi dobbiamo usare? La preghiera, carissimi amici. Io martedì mattina scorso, la mattina presto, alle 6:20, ero davanti al santuario della Madonna delle Grazie, perché il martedì ci riuniamo proprio per pregare per i malati, pregare Gesù con l'aiuto della Madonna per i malati che possano essere soccorsi, ecco, specialmente per intercessione della Madonna, ecco, tenendo presente che a Lourdes la Madonna opera dei miracoli incredibili. Tanti nostri fratelli che sono combinati male, andando a Lourdes, no, ricevono la grazia di accettare le sofferenze del momento presente
ecco, nella certezza che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gioia futura. Ecco. E io proprio martedì sono stato toccato da una sofferenza brutta, pesante, perché la mia cagnolina che mi segue sempre quando sono arrivato lì davanti al santuario per andare a pregare, ecco, ho fatto una decisione improvvisa di non parcheggiare in un modo, di parcheggiare e l'ho messa sotto la mia carissima virgoletta e non solo gli ho spezzato la gambina, ma probabilmente qualche organo principale se n'è andato e quindi lei è morta in termini di 10 minuti, la mia cagnolina, virgoletta, è morta. È una sofferenza impressionante, ecco, però il Signore ha voluto che succedesse così, in questo modo come vi ho detto, l'ho sacrificata io involontariamente e ancora è un segno che non riesco ad interpretare bene, chiedo la grazia a Gesù che mi aiuti ad interpretarlo, ma sicuramente se è accaduto è perché Lui l'ha permesso e Lui, come da ogni male che può succedere ci ricava il bene, io spero tanto. Ecco, che da questa esperienza dolorosa, che continua ad essere dolorosa, perché sento veramente un dolore che non avevo mai sentito prima. Io quando sentivo parlare le persone dell'amore per gli animali, fino a 2 anni fa, un po' lo prendevo sotto gamba, anzi mi meravigliavo, criticavo, dico ma guarda qua, no. E gli animali sono creature di Dio, che ci avvicinano Dio pure, come tanti nostri fratelli ci fanno sentire Dio vicino, però tanti nostri fratelli ci fanno sentire qualcun altro vicino, gli animali ci fanno sentire Dio vicino. Allora vi voglio salutare oggi proprio con le immagini di questa mia cagnolina bellissima che ha fatto compagnia a me per 1 anno e mezzo, ma a tante altre persone che l'hanno conosciuta e ci hanno giocato, ci hanno scherzato, ecco, chiedendo al Signore che mi aiuti ad interpretare bene questo avvenimento che Lui ha permesso che accadesse nella mia vita. Vi lascio una bella domenica, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo. Se avessite mangiasse per me, perché così poi andrò, non solo vedrò mamma, papà, gli amici che sono già in paradiso, ma c'è anche il paradiso dei nostri animali, no? Che Dio ce l'ha dati per compagnia. Buona domenica, ciao ciao.
Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.